Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Salotto di Pamela. Pronta ad accogliere i nostri nuovi ospiti con interviste e argomenti sempre più appassionanti. Questa serata vi porterò in un viaggio tra cultura, attualità, spettacolo e molto altro. Mettetevi comodi che adesso partiamo subito con la presentazione degli ospiti, anche perché sarà una serata veramente wow. Parto col primo ospite di questa meravigliosa serata di domenica. Abbiamo qui con noi Lello Ravagnano della pizzeria Grigoris. Ciao a tutti. Insieme alla moglie, appunto, Pina Toscani. Pensate che la loro cucina non è solo una tradizione familiare, ma è una vera e propria filosofia. Lello e Pina, pensate, hanno creato un ambiente dove la qualità degli ingredienti e la cura nella preparazione sono veramente, veramente fondamentali. Quindi dopo andremo a saperne molto di più, anche perché è considerata una delle migliori pizzerie nella zona di Mestre. Poi abbiamo con noi Marco Boscaro. Lui è scrittore originario di Vigonovo, è noto appunto per il suo impegno nella valorizzazione della lingua e della cultura veneta attraverso appunto la letteratura. Poi andremo a parlarne, anche perché ci ha portato un meraviglioso libro, anche sì, sono qua. Libro Pinocchio. E Avventura del Pinocchio. Perfetto, grandissimo. Terzo ospite, dopo abbiamo con noi Giampaolo Beggio dell'elettronica Beggio a Mestre. Andremo a parlare anche di questa elettronica Beggio perché soprattutto è valorizzata dai clienti per l'aiuto che dà in più rispetto ad altri settori di elettronica. E poi abbiamo anche con noi oggi la titolare, la maestra appunto che ci balleranno. Oggi sarà proprio una serata piena di spettacolo, la Geswinger School di Mogliano Veneto. Una scuola di danza specializzata nel boogie-woogie, nel jive, nel swing, guidata dai maestri Davide Romanato, Magda Borsali e Maggie Roccabilli. In questo caso, qui con noi come ospite abbiamo Maggie. Fantastici, pronti per cominciare? Io, come sempre, sono emozionatissima, carica. Ovviamente voglio sempre sapere tutto dai miei ospiti. Parto con la prima domanda da Lello. Lello Ravagnan della pizzeria appunto Grigoris a Mestre. Buonasera, buonasera Lello. Tanto ottimo l'accento, perfetto. Perché molti la chiamano in Veneto Grigoris. Respiro un attimo. Pinocchio. Invece Grigoris l'accento Pinocchio è perfetto. c'è. L'accento è perfetto. Fantastico. Allora, la sua passione per la cucina è legata a tradizioni familiari o è un percorso scoperto personalmente? Scoperto col passare del tempo, Ok. personalmente. Sì, Infatti sì. lei insieme alla moglie avete aperto questo meraviglioso... Allora, inizialmente eravamo io e altri due soci. Sì? Noi usciamo da un passaggio di un'apertura di una birreria a Mestre, da autodidatti, senza nessuna scuola, proprio improvvisando, come spesso capitava in quegli anni lì, che è stata molto fortunata, è stata una bella apertura. E poi siamo passati alla pizzeria. Siamo passati alla pizzeria su classica proposta dell'amico, sai che vendono, sai che... Sì. Si va. Poi negli anni la pizzeria è sempre andata bene, però negli anni ci si stancava un po' del prodotto, abbiamo avuto dei periodi di grande crisi di identità. Ok. E lì abbiamo deciso di dare una svolta completa a tutto qua. Nel frattempo io ho liquidato i soci, è entrata mia moglie, quella che poi sarebbe diventata mia moglie. Non si sapeva e così, ancora. non si sapeva, Okay. si intuiva però. Sì. E poi così si è partiti con delle idee, senza sapere che in Italia altre persone, in particolare due, erano già partiti con delle idee simili. Ok. E siamo partiti con le nostre idee di un tipo di cucina. Io esco un po' da una cultura gastronomica degli anni, fine anni 70, quindi il macrobiotico, il tofu, il set, che adesso sta andando benissimo. Sì, infatti. Ma già nel 1975 fino all'82-83 si andava molto, i primi ristoranti vegani, vegetariani. E ho riportato in pizzeria questa mia idea di cucina che ha dato dei grandissimi risultati. Poi siamo stati così, cioè il cliente ha risposto immediatamente, quindi parlo di lievito madre vivo, parlo di farine biologiche integrali macinate a pietra e tutto il percorso che c'è su questi prodotti, parlo di materie prime, le migliori che ci sono in assoluto. Difatti voi puntate proprio Sì, sulla qualità e la preparazione per voi è veramente fondamentale. Spesso dico che il risultato sì c'è, ma alla fine è il percorso per ottenere quel risultato che ti forma.
Poi noi siamo andati dai produttori in Campania, dai produttori in Sicilia, dai produttori a Cabras, da Pino Sì. Spano in Sardegna, per conoscere tutti i vari tipi di... Abbiamo fatto un grande percorso. Di Siamo anche molto divertiti, degustazioni per siamo anche provare un molto po' un po'. divertiti, anche molto divertiti. Questo è Perché l'importante. questo è fondamentale, bellissimo. Che a volte se pensi Quindi, lavoro, serietà non e è la quindi stessa quando vai a cosa. trasmettere al cliente questa tua ricerca, questa tua passione, poi la cosa si espande, tutti ne parlano, si è stati contattati, poi siamo entrati nei migliori 20, 30, 40, 50 d'Italia, Esatto. tutto quello che poi ne consegue quando dimostri entusiasmo, gusto e anche talento e anche fortuna sicuramente. Io dico sempre che la base di tutto ciò è la curiosità, se non sei curioso Poco da rimani fare. c'è sempre uno più bravo di te, uno più interessante, uno diverso da studiare, da vedere. Noi abbiamo girato molto e abbiamo portato nel locale tutta questo nostro entusiasmo. Tuttora adesso lo stiamo portando, abbiamo in testa Sempre. novità, tante cose, insomma, ma è una cosa continua, è una cosa che non finirà mai. E Insomma. che tipo invece di esperienza vuole portare soprattutto la clientela che varca la soglia appunto del ristorante da Pizzeria Grigoris? Guarda, noi è proprio come idea nostra, siamo con tutte le varie pizzerie gourmet che sono nate in questi ultimi 10 anni. Noi abbiamo iniziato il percorso di innovazione, pizzeria aperta nel 92, l'innovazione abbiamo iniziata nel 2008. Ok. Colpo in testa, partiamo con questa cosa, cambiamo Subito. tutto, via, si cambia. L'esperienza, la cosa che quando siamo partiti, io e Pina, abbiamo pensato, Pina voleva partire sull'arredamento, sul restyling, io volevo partire sulla materia prima, quindi siamo partiti un po' Già. 2% di Esatto. fino ad arrivare al 100%. E avevamo posti come obiettivo di ogni settimana fare un cambiamento, una miglioria, sia sul food, sul piatto, sia sull'arredamento. Anche una piccolissima, Anche perché noi anche donne una abbiamo lampadina, però, quel tocco in più per sì, l'arredamento, di per quello ci cambiare, vuole. e via siamo partiti. Abbiamo pensato, e io pensavo di più al prodotto, di portare innovazione sul prodotto, Pina più su altre cose, e abbiamo pensato che l'esperienza doveva essere sul piatto, ma il piatto non doveva essere l'elemento principale della serata, quindi l'accoglienza doveva essere importante, doveva trasmettere una bella energia al cliente appena entrava, locale pieno, locale vuoto, non ci interessava, una bella energia, positività, in modo che la serata diventasse un momento speciale. Potevano prendere anche 2 margherite, 2 bicchieri d'acqua e il rubinetto, ma per noi dovevamo trasmettere una bella serata. Quindi fare un arredamento attuale, che non rientri, cosa per me importantissima, negli elementi standard del franchising, bisogna andare con creatività, anche sbagliando. Assolutamente, solo sbagliando che si impara. Poi si corregge. E l'accoglienza, la musica, lo stile, l'arredamento, ma moltissimo, molto, io sono convinto che dia più risultati anche del prodotto sui ragazzi. Formazione dei ragazzi e trasmettergli a loro un certo tipo di educazione da portare al cliente, ed è nata questa cosa. Adesso noi dopo Covid avevamo veramente uno staff pauroso, avevamo 6 sommelier che avevano massimo 25 anni dentro il locale. Fine corso post-Covid, tutti usciti, gli ultimi sono usciti 2 mesi fa, abbiamo attualmente 5 sommelier nuovi dentro il locale, il più vecchio deve avere 24 anni, quindi tutti giovanissimi, pieni di entusiasmo, quindi pensiamo che questi ragazzi, che sicuramente non sono maturi, non sono pronti per fare chissà quale salto, però sono persone con molto entusiasmo, abbiamo individuato noi, e soprattutto vogliano, hanno voglia e trasmettono al cliente anche questa ingenuità, perché molti si sono messi a parlare di bottiglie importantissime quando non ne hanno ancora la conoscenza per apprezzare il valore di quella bottiglia o di quella birra o di quel prodotto, però sono persone che sono ragazzi scelti e formati da noi, che stanno facendo un percorso che penso che sia una delle ricette più importanti che noi possiamo portare al cliente. Siete stati bravi perché avete puntato sia sulla qualità e soprattutto anche sull'innovazione. Sì, ogni giorno proprio di ampliare, vendere qualcosa di nuovo, come ha detto lei. È un po' la nostra caratteristica, diciamo che l'arricchimento dell'azienda speriamo, ma veramente speriamo, che venga come risultato di un certo tipo di lavoro, non che sia, diciamo che la piscina te la dovresti fare
per Sì, ridere, dico, sì, certo. preferisco andare al mare io, l'acqua salata, Giusto, l'acqua salata. quella Ti con il abbronzi cloro, più in fretta. quella con il cloro, e dovrebbe essere il risultato di un percorso interno, ok? Di Assolutamente. crescita, di imparare a fare le cose, Fantastico, grazie Lello. Dopo Prego. appunto tornerò su di lei Sì. perché voglio che appunto che ci parli, soprattutto ai nostri telespettatori, proprio la pizza, quella che ha parlato un po' da tutta l'Italia, no? Perché come accennava prima è una tra i primi, Pizzeria Grigoris è una tra le prime in Italia, da quelle migliori, no? Passiamo la parola appunto allo scrittore Marco Bossero che appunto ci ha portato, buonasera a lei, grazie appunto di essere qui con noi in questa meravigliosa serata e ci ha portato appunto uno dei suoi libri, Pinocchio. Sì. Questo è l'ultimo che ho scritto, che è anche il primo che ho scritto appunto in lingua veneta, ed è ovviamente la traduzione del famosissimo libro di Collodi. Hai detto giustamente lingua veneta perché diciamo Sì. che in genere noi fin da bambini purtroppo ci è stato insegnato che il veneto è un dialetto, quasi un idioma di serie B, diciamo, da non sviluppare, da tralasciare, perché dovevamo imparare a parlare bene l'italiano, che poi io oltretutto dico che non è necessariamente vero che chi parla veneto non riesce a parlare bene italiano. Infatti è la prima volta che l'ho vista, appunto, che ci ho parlato Sì. quando siamo conosciuti poco fa, e ho detto adesso mi parla veneto, devo stare un attimo pronta, e invece Sì, guarda, parla la tentazione benissimo. è stata forte, però Si è non è detto tenuto. che nel corso della serata no. E le chiedo Marco, come è nata appunto questa sua passione sulla scrittura veneta? Come è iniziata? Allora, la voglia di scrivere in veneto è nata proprio per questo motivo, per valorizzare la nostra lingua, far capire a più gente possibile, soprattutto veneti, far capire appunto con consapevolezza che la nostra è una lingua che ha secoli di vita, millenni di vita, perché comunque la prima testimonianza del passaggio, diciamo, tra la lingua latina e il volgare è il famoso indovinello veronese dell'800, che molti indicano come l'inizio della lingua italiana, in realtà era veronese, quindi lingua veneta. Sì. E poi il Veneto, la lingua veneta è stata la lingua della Serenissima, la repubblica più longeva della storia del mondo, che ha dominato per secoli l'Europa e soprattutto il Mediterraneo, diciamo. E quindi appunto questa voglia di dare consapevolezza e valorizzazione alla nostra lingua, che è millenaria. Renderla ancora più importante, farla Certo. ricordare. Sì, e anche darle una connotazione visiva, cioè una grafia, perché comunque noi veneti, diciamo in generale, il veneto lo ascoltiamo, lo capiamo e lo parliamo, però a leggerlo e a scriverlo in realtà non ci hanno mai insegnato. È vero? Quindi ci sono anche, diciamo, tanti segni grafici per indicare anche suoni che sono tipici della lingua veneta. Ok. Uno, il primo, diciamo, che salta all'occhio è già nella copertina, Sì. se tu vedi qua, e Avventure di Pinocchio, c'è la L tagliata, che è quel suono, quando noi diciamo easè in lingua veneta, easè, quel easè non si rende graficamente con EA, cioè la lettera E e la lettera A, ma c'è appunto questa grafia della L tagliata, Ok, quindi che sta dà per quel dire... suono là, sì, oppure esè, quando noi diciamo esè. Non lo scriviamo con la S, perché altrimenti scrivendo con la S dovremmo leggere il se. Sì, è vero. Invece il se, per indicare che anche quello è proprio un suono peculiare proprio della lingua veneta, io l'ho indicato, c'è chi la indica con una X e chi con una Z. Io ho scelto il segno, diciamo, Il segno grafico per della renderlo ancora più diverso. C'è stato invece un periodo, un evento particolare che l'ha spinta appunto a scrivere? Sì, diciamo, io ho sempre avuto la passione per la scrittura, l'ho sempre fatto a livello amatoriale, diciamo, continuo a farlo a livello amatoriale perché non mi posso definire chiaramente uno scrittore professionista. Sì. Diciamo che il mio primo libro che ho pubblicato deriva da una storia che ho vissuto io in prima persona, erano i primi anni 2000, credo, tra la fine del secolo scorso e l'inizio di quello nuovo. Ho vissuto una storia, diciamo che, se vogliamo chiamarla una storia pseudo-amorosa, ma neanche tanto alla fine. Sì. Diciamo che io avrei... Bella, a me piace, guarda, veramente viene sul piede giusto perché io amo le storie, amo le emozioni, quindi voglio sapere assolutamente tutto. Quando Dopo è uscito... avrò piacere di fartene avere una copia. Volentieri. Diciamo, è uscito nei primi anni 2000-2007 la prima edizione, e poi vabbè l'ho
ripubblicato con una casa editrice con fortune non esaltanti, diciamo, perché mi erano state Sì, promesse delle cose che poi sono state un po' disattese. certo, Comunque, vabbè, la certo, soddisfazione certo. morale comunque c'è stata. Ma è bello perché ha scritto con le emozioni, nel momento che le ha vissute, ha voluto scriverle proprio su bianco, tutto Sì, ciò che ha passato e ha esatto, sì, provato, che certo. questa è la cosa più Sì, un libro importante perché molto, molto introspettivo. sì, Sì, perché magari altre persone si ritrovano nella sua stessa situazione e sì. guardano il libro e hanno detto aspetta perché dà una mano in più e aiuta tanto, sa. Sì, perché Io ne sono infatti, sicura, soprattutto chi affronta determinate storie, determinate cose, ha detto sì. aspetta che guarda, ha detto, sta affrontando ha affrontato la mia stessa situazione. Sì, infatti, perché questo libro non è niente di trascendentale, diciamo, Sì, però, come dici tu, rispecchia molto le storie che un po' tutti abbiamo vissuto prima o poi nella nostra sì, infanzia, adolescenza e anche nell'età adulta può capitare di vivere assolutamente. queste cose. Quindi sì, diciamo, molta Ok. gente ci si potrebbe rispecchiare, quello sì. Ha dato infatti una grande mano, questo ne sono sicura. E poi rimarrà per tutta la vita, no? Quando guarda quel libro là, io ho provato questo e adesso sono ancora più forte. Già, Vero? questo sì, è Perfetto. proprio vero, sì. Va bene. Grazie Marco, dopo torno da Grazie a lei che te. parleremo ancora del suo libro. Passo la parola a Giampaolo. Giampaolo Beggio dell'Elettronica Buonasera a tutti a e Mestre. grazie dell'invito. Grazie a lei Giampaolo. Le chiedo subito allora, com'è nata la storia, diciamo, di Beggio, Beggio Elettronica? Mi racconti un po' com'è partita? Beh, Beggio Elettronica è un'azienda che nasce dalla famiglia Sì? Beggio ancora nel lontano 1957 da mio padre e, e poi ha subito una serie di Come... cambiamenti. La sua abilità è stata quella di coinvolgere tutti e quattro i Ok, figli all'interno dell'azienda. Oggi siamo io e mia sorella che la conduciamo e ovviamente è un'azienda che ha avuto tutti i trascorsi, tutta l'evoluzione del mercato dell'elettronica e degli elettrodomestici dai primi anni 70, quando, con l'avvento dei primi TV a colori, negli anni 80 quando esplode il settore dell'alta fedeltà, della musica, che era diciamo, un punto di grande riferimento per tutti i giovani e dove appunto apriamo un negozio specializzato anche in questo settore. Poi ovviamente tutta l'evoluzione dell'era digitale l'abbiamo certo. passata tutta nelle sue forme, fino ad oggi, che appunto E quali ormai sono tutto è state, smart. esatto, quali sono state le vostre prime sfide iniziali, proprio quando avete aperto Diciamo che le sfide sono sempre, quando uno è sul nell'angolo? mercato, sono giornaliere e diciamo che quello che abbiamo forse saputo cogliere è diciamo, resistere Mhm, e poi affrontare il mercato che subiva dei cambiamenti importanti con l'avvento negli anni 80-90 di centri commerciali, certo, con quindi la grande distribuzione, le grandi insegne e quindi diciamo che il nostro focus è stato quello di orientarci dando un servizio, dando sempre più valore a quello che è i servizi e quindi certo. valorizzare il prima e il post vendita. Sì. E com'è cambiata appunto negli anni Beggio Elettronica dal 1957? Ma è cambiata in ragione dell'evoluzione dei settori, Sì, insomma, quindi l'alta fedeltà ha avuto il suo calo, è esplosa la telefonia, quindi oggi i nostri tutto smart. settori ci dedichiamo appunto agli elettrodomestici grandi, piccoli, ad incasso, tutta l'elettronica che comporta TV, telefonia e informatica. Certo, Ovviamente impianti di condizionamento, impianti d'antenna, anche quello è un nostro core business, sul quale ci dedichiamo a 360 gradi e cerchiamo sempre di dare al nostro cliente sì, il meglio un possibile. servizio, un supporto in modo da poter da noi avere
un acquisto a 360 gradi, insomma. Io so che questa appunto sua passione è stata tramandata in famiglia dal papà, giusto? Certamente sì, insomma, È lui è iniziata stato dal papà, dopo l'ha passata a lei. il primo fautore, il esatto. primo protagonista, insomma, Sì, della Beggio di Elettronica. tutta questa storia, insomma. E dopo l'ha passata a lei, che ha creato appunto questa sua passione, vedendo il papà, quanto impegno, quanta passione ci metteva appunto sull'elettronica, no? E dopo lei diciamo che gli ha insegnato quelle piccole chicche che aveva, no? Il papà. Certamente, insomma, è chiaro che prendi tutta l'esperienza, tutto quello che, portando magari le tue idee, giovane, oggi tutto ciò prosegue, fortunatamente, siamo io e mia sorella, e mio figlio che appunto Sì. porta innovazione, porta unitamente alla nostra esperienza, insomma, che penso sia sempre importante, e poi abbiamo un nostro collaboratore, quindi Cristina mia sorella, Marco mio figlio e Brian che è il nostro collaboratore. Questa è la nostra squadra. E cosa vi distingue dagli altri settori? Cosa distingue Beggio Elettronica dagli altri mercati, no? Ma penso che ci distingua il fatto che da noi il cliente trova un rapporto ancora umano, ancora sensibile, ancora cioè, nostra missione è quella di creare la soddisfazione del cliente. Assolutamente. Quindi quando un cliente viene, che trovi persone competenti che sappiano guidarlo nell'acquisto, che aiutarlo sappiano, soprattutto, esatto, no? Perché indicarle. Il cliente ha bisogno di quello. Ma assolutamente sì, oggi insomma purtroppo o per fortuna c'è una spersonalizzazione un po' dei rapporti, quindi il cliente da noi trova relazione e forse anche qualche emozione, insomma, nella fase di acquisto. Poi è chiaro che tutto va seguito anche nel post vendita, perché insomma abbiamo un servizio sia online che in store dove il cliente può sempre chiedere informazioni, avere il contatto, dubbi, domande. Voi siete sempre disponibili. O altro. Bravi. E anche l'assistenza stessa la seguiamo a 360 gradi, insomma, in tutta la sua filiera. Insomma. Perfetto, prego, sì, prego. Aspetta che gli passo il microfono. Prego. Penso che l'attività come quella Sì. io ho dei bellissimi ricordi sulla Sì. sua attività. Lui forse non lo sa, ma io giocavo a pallavolo. Ok, ex pallavolista. Ho smesso quando avevo 25 anni, adesso ne ho 65, ho smesso 40 Ok. anni fa. Un mio compagno di squadra, un bulgaro, campione olimpionico, campione mondiale, cioè persone importanti dello sport, un po' pazzo, e io stavo andando a prendere lo stereo in un altro negozio di me. Sì. Lui mi ha chiesto un consiglio e lo stavo portando in un'altra attività commerciale di Mestre e mi ha detto no, lui è proprio bulgaro, che, Sì, forte. molto, Certo. molto balcanico, lo chiamavano lo zingaro. Ok. Quando entrava tutto il pubblico avversario gridava Sì, zingaro, zingaro. quindi una cosa molto molto bella, molto, Sì. molto simpatica. Devi andare da Beggio a colpare lo stereo, mi ha detto. Ecco, E vedi? siamo andati e non mi ricordo se fosse un impianto dell'Accanto, non mi ricordo di che cosa. E mi ricordo che dopo lui ha aperto un albergo a Conegliano, questo giocatore, Sì. e ogni volta che andavo da lui c'era questa... Comunque la cosa, Questa, adesso seriamente, la cosa in questo periodo storico che Sì. siamo stati invasi dai centri commerciali, da tutta questa... C'è bisogno, secondo me, di ritrovare rapporti umani, di ritrovare cioè andare in posti in cui c'è una forte identità, che sia la Assolutamente. pizzeria, che sia il bar, che sia il parrucchiere, da Beggio, cioè devi trovare una forte identità, perché siamo tutti abbandonati, che giriamo in macchina tutto il giorno, compriamo, adesso si compra online, non c'è neanche più l'identità, È vero, non c'è più il soprattutto rapporto online, umano, no? si compra il phone online, si compra adesso è il disastro. Esatto, ma è bello Quindi i proprio rapporti faccia a umani, faccia. l'identità è la cosa Sì. che per me adesso sarà spero ci sia una grande rinascita Assolutamente. di questo modo di fare acquisti. Scusatemi se No, anzi. Soprattutto quando arriva il cliente gli si parla veneto. Veneto. una parola Bravo. basta. Bravissimo, hai detto, no, veramente bellissima informazione. Bello perché mi ha dato anche uno spunto Intanto in più. ti ringrazio per questa citazione, perché insomma, fa parte proprio della nostra storia, quel periodo dove
appunto l'alta fedeltà, i giovani. Ti dico solo che quando c'era sciopero il negozio era pieno di giovani perché l'interesse era prettamente quello della musica insomma, facevano tanti show. beh, anche. Esatto. Quindi sì, certamente, esatto. La nostra missione è proprio quella di stringere sempre più un rapporto confidenziale col Bravo. cliente, ovviamente nei limiti. Difatti, se andate appunto su internet, su Beggio Elettronica, la loro qualità migliore è proprio la stretta di mano, l'aiuto verso il cliente. Oltre che offerte, che comunque dopo ce ne andremo, anzi ci parlerà appunto Giampaolo delle offerte adesso di questo periodo, ma oltre a quello, ma so che se andate da Beggio, e come avete visto, lo dicono tutti gli ospiti di questa meravigliosa serata, e la cosa veramente, veramente importante è l'aiuto che Beggio Elettronica dà, che è questo che è il rapporto umano, appunto come stava dicendo Lello, no? Certo. Grazie Giampaolo, passo la parola appunto a Maggie, che dopo andiamo anche in pubblicità perché il tempo è stretto, avremo anche i nostri ballerini. Buonasera, grazie. Buonasera a te della Swingers School Dance di Mogliano, Esattamente, Veneto. sì. Fantastica. Com'è nata questa vostra passione di fondare questa scuola Allora, della Swingers? è iniziata dalla passione del ballo. Sì. Io e il mio ballerino comunque ballavamo già. Lui Sì. faceva pattinaggio artistico, io comunque mi vengo dalla ginnastica artistica, dall'hip hop, dalla danza classica. E poi una sera, così per scherzo, siamo andati su un locale Sì? e era un compleanno di una sua amica e abbiamo deciso di vestirci tutti anni 50 perché Sì. la serata era anni 50. Ah, E in quel momento c'è stato l'amore a prima vista perché c'era questa coppia che voglio ringraziare perché senza di loro non staremo qui ad insegnare il boogie boogie. Quindi bello. Mario e Marina dei Sì. Crazy Leg. vedi, tutto c'è un destino, Tutto, no? sì, tutto è collegato, collegato, secondo me. brava. E lì c'è stato l'amore a prima vista. A parte la musica, io sono nata comunque con Celentano, con Elvis, Sì. quindi tutto è collegato. Dalla musica e dalla passione di questa coppia che stava ballando, ci siamo innamorati e abbiamo iniziato appunto a ballare. A ballare ed è partito tutto questo amore appunto per la Sì, musica, la all'inizio è danza. nato solo come corso, cioè noi Sì, corsisti, sì. e dopo pian piano la passione è aumentata e volevamo che questa passione non era soltanto nostra, ma doveva essere un po' di tutti. Ecco. Giusto. E qual è stato appunto il vostro primo approccio nel momento che avete ballato Boogie Woogie? Cioè, e cosa vi ha spinto soprattutto a insegnarlo? Il boogie Allora, woogie. per me, e ma Sì. penso anche per il mio Per ballerino, tutti, che sì. è la cosa più importante, è il fatto di dare un ballo alla portata di tutti. Ok. Nel senso che molte volte si vede ballare le persone e dicono io non ce la faccio. Io e Davide cerchiamo di fare questo ballo proprio per tutti, per il ragazzino di 18 anni al signore di 50, 60. Sì. Quindi impari una cosa, ti diverti, giochi e conosci tanta gente. E quello soprattutto sì. divertirsi, Sì. no? Che è quello Soprattutto più importante. E ti chiedo, come sono strutturati invece i vostri corsi? Come funziona? Allora, noi usualmente facciamo 8 lezioni. Sì. Queste 8 lezioni iniziamo appunto dal passo base Sì. e poi insegniamo figure o coreografie, poi dipende dal gruppo, perché Ok. per noi non è un solo corso, è una Ok. famiglia, nel senso Bello. che sì, ci troviamo a Sì. fare il corso, insegniamo, dopo però ci troviamo per andare a mangiare la pizza, per andare al tenere cinema. i rapporti Altre di cose, squadra, di sì. famiglia, perché comunque essere uniti, essere insieme, parlare di come anche migliorare determinate cose, questa è la cosa più, Che è la cosa più importante, bella, perché sì. sai, a volte c'è questo discorso appunto che uno vuole fare per sé, che è sbagliato. Trovo sbagliato, ho detto un conto, ho detto si fa un conto è un altro sport, però quando si parla appunto di danza, Diciamo che il ballo è il ballo, condivisione e brava. quindi quando vedo che si blocca soltanto al corso mi dispiace perché sì, c'è il corso, imparare, però Sì. il fatto di trovarsi, magari anche a fare l'aperitivo, visto che Sì. siamo veneti, andiamo a fare Sì, l'aperitivo, ecco, abbiamo qua Marco. è un modo di conoscere le persone Sì. e creare nuove amicizie, perché molte Sì. volte il corso è finalizzato soltanto al corso. Ok. Io e Davide stiamo cercando di fare dei corsi per creare
un gruppo, che dopo magari non usciamo spesso, ma si conoscono e dopo creano loro un loro percorso. Adesso ci farete un dance, vero? Un ballo, un Sì. bel balletto, una coreografia, Sì, fantastico. Si può sapere appunto come sarà strutturato il ballo? È sempre boogie woogie? Faremo boogie boogie, faremo un jive, faremo un boogie lento. Fantastico, allora io vi lascio appunto, prima andiamo in pubblicità che ci vediamo tra pochino, voi rimanete ancora lì che tra un po' vedremo questo super balletto. A dopo! You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness and gracious, great balls of fire. I like that love, I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness and gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, sure, it feels good, Hold me, baby. I'm supposed to love you like a lover should. You're fine, so kind. I wanna tell the world that you're mine, 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 mine. I chew my nails and I twiddle my thumbs. I'm real nervous, Lord, to show it is fun. Ooh, baby, you drive me crazy. Goodness and gracious, great balls of fire. Baby, I want to love you like a lover should. You're fine, so kind. I want to tell the world that you're mine, 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 mine. I do my knuckles and I twiddle my thumbs. I'm real nervous, Lord, it sure is fun. Ooh, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Swingers School, no vabbè, fantastici, perché io ero là che muovevo intanto i piedini così e dicevo, ho detto, ma che belli che sono, perché soprattutto ci mettono sorriso e passione. Li vedete, ovviamente avete visto anche voi, cari telespettatori che siete dall'altra parte, la passione che ci mettevano nel momento che ballavano, ma bravi, bravi, bravi. Fantastici, esatto, non manca mai quella. Se c'è quella si va da qualsiasi parte. Passiamo appunto la parola a Lello Ravagnale della pizzeria Grigoris. Stavamo parlando di questo lusso di pizzeria che soprattutto loro hanno puntato su qualità e innovazione. E Pina invece sull'arredamento, che mi è rimasta in più appunto come cosa, perché donna è donna, ci sta sempre quel tocco di donna. Lello, le chiedo, parlavamo prima di una pizza veramente parlata tantissimo in quasi tutta Italia, no? Che quando vai a scrivere appunto su qual è la miglior pizzeria nella zona del Veneto, indicano proprio Grigoris, che è questa pizza appunto ceci e gambero rosso. Che è l'unica pizza che non abbiamo inventato noi. No? È vero, è vero. Allora, Ceci e gambero rosso, non no l'abbiamo dai. inventata noi, perché è stata una... Però la fate? Certo. Ah, No, ok, ciao, no, la perché facciamo, su internet sì. c'è scritto No, ceci sì. e gambero rosso. No, sono rimasta perché è una studia. rivisitazione di un piatto che faceva Fulvio Perangelini, importante chef, importante cuoco, aveva aperto un ristorante a Livorno, Vista Mare, e che si chiamava Gambero Rosso. Lo chiude nel 2008 Sì. e il suo piatto più importante, l'avevo mangiato, e più importante era un piatto di una semplicità unica, era una vellutata di ceci, ma sembra veramente semplice. Ok, sì, perché è un po' il must il del gambero locale, rosso no? crudo. Ok. Bene, noi l'abbiamo rivisitato, così, ma tanto per divertirsi, per creare qualcosa di simpatico. L'abbiamo ricreato facendo questa vellutata come base della pizza, quindi Ok. senza mozzarella, questa vellutata, dei ceci Sì. sbollentati semplicissimi, il gambero rosso di Mazzara del Vallo, e ne mettiamo 5 o 6, dipende dalla pezzatura, da come ci arrivano,
crudi, quindi non si fa assolutamente nulla, si bolliscono i ceci, si fa la vellutata e il gambero è messo crudo. Abbiamo fatto noi un estratto di anice stellato per dare un profumo di primavera, quindi alla fine prima che vada sul tavolo si struzza Sì. e basta, è veramente semplice. Però il fatto vi racconto così un aneddoto, c'è Vai, stato prego. il fatto di creare che qualcuno che venisse a mangiare, che è venuto a mangiare, uno su 1.000.000 si ricordava, è stato a mangiarsi il piatto da Fulvio e Sì. così, ma questi hanno ricreato sulla pizza e questo ha fatto parlare molto. Questo ha fatto parlare molto infatti, per e quello... noi non abbiamo mai pensato a una cosa del genere. E invece la cosa ha fatto il tantà, tutti ne hanno parlato e le persone diciamo con gusti più raffinati o che andavano a mangiare dagli stellati o che facevano certe esperienze andando in cerca di certi ristoranti, venivano da noi e ordinavano la cece e gambero rosso. Cece e gambero rosso, ecco. E noi ci veniva a ridere, vabbè, l'ultima. È così semplice. Vi racconto una cosa, e... c'è stato un giornalista, Paolo Marchi, fondatore di Identità Golose, insomma una rassegna tra le più importanti al mondo, è un congresso, è venuto a mangiare da noi e ha scritto ottima la tonno e cipolla. Prendevamo il tonno Ortiz, quindi un tonno del Cantabrico arrivato alla Spagna, tutto un percorso nostro, le cose mie di Pina. E veniva a mangiare Massimiliano Alaimo delle Calandre e cosa mangiava? Tonno e cipolla. Tonno e cipolla, sarà la must proprio del quindi locale. tutti questo tonno e Pizza cipolla. e tonno No? e cipolla. Quindi è una pizza che è nata, questa è, tornando alla cece e gambero rosso, dalla voglia di fare un qualcosa di... E c'è qualche particolarità su questa pizza tonno e che cipolla? è leggerissima, ma come tutte le altre, che per noi che facciamo, alcune pizze sono veramente molto elaborate, e il cliente non lo sa, ma fare un'essiccazione o fare un estratto di un prodotto, insomma, affumicare un tonno, prendere il larice, bruciarlo, metterlo in forno col fumo, mettere dentro il tonno crudo, affumicare, sono tutte cose insomma, che hanno dei percorsi insomma importanti. Questo è semplicissimo. Tutti a mangiare tonno e cipolla da Lello. È semplicissima e quindi molto digeribile come le altre, ma quella che l'ha fatta diventare è proprio il fatto che fosse una ricetta creata da un altro cuoco importante. Magari non è un cuoco molto mediatico, ma Fulvio Perangelini è uno, adesso in Italia è il responsabile delle cucine dei migliori alberghi che abbiamo in Italia, soprattutto in centro Italia, quindi da Firenze in giù verso Roma, Savoy Hotel, assieme a Heinz Beck, insomma sono cuochi importanti che seguono le cucine dei grandi alberghi. Voi nel vostro ristorante fate anche qualche menù di degustazione? Non facciamo nessun menù di degustazione perché il nostro ristorante, la nostra pizzeria è grande, ha molti coperti, quindi è impensabile poter fare un menù di degustazione quando fai in una sera 300, 400, 200, 150 coperti quando va male. Devi fare prodotti, diciamo, tra virgolette, tecnicamente facilmente proponibili al cliente. Abbiamo una grande lavorazione precedente, prima del servizio, stamattina alle 8 erano in 3 che producevano. Erano già in carica. E noi apriamo alle 7 della sera, quindi stamattina si cominciano a preparare il tutto. No, diciamo che il nostro segreto è sempre lì, è tutta la curiosità, e la curiosità è creare prodotti più semplici possibili al palato. Sulla lavorazione per renderci semplici non è così facile, insomma. Va bene. Esperienza e correre, andare in cerca di materie prime sempre innovazione, sempre di più alto livello, bravi, complimenti Lello. Passiamo appunto la parola a Marco Boscaro. Come stavamo accennando prima, lui è scrittore, è originario di Vigonovo, noto appunto per il suo impegno nella valorizzazione della scrittura, appunto la lettura veneta, la scrittura e lettura della lingua veneta. Bravissimo. Stavamo appunto parlando del libro di Pinocchio e magari torniamo indietro, ho detto, per chi ci stava ascoltando, diciamo il titolo che è scritto del libro, quello precedente, quello nel 2007, parzialmente giusto? autobiografico, diciamo. Sì, si intitola Comunque Bella, che è il titolo anche di una canzone di Lucio Battisti, oltretutto. Sì. Perché comunque ti rende già l'idea di quello che sarà il contenuto del libro. È molto evocativo il titolo in rapporto, diciamo, poi anche al contenuto. Scusa, volevo far notare una cosa scherzosamente. Già il Pinocchio col gatto e la volpe andavano a mangiare all'osteria del Gambero Rosso. Fantastico. Puoi invece raccontarci, Marco, dell'esperienza nella scuola primaria Maddalena Laura?
quando appunto ha portato il libro di Pinocchio. Sì, la Lombardini di Cavarzere. Lombardini di Cavarzere, esatto. Sì, io infatti, tu giustamente hai detto che io sono originario di Vigonovo, ma Sì. io da 6 anni abito nel comune di Cavarzere, una frazione che si chiama San Pietro di Cavarzere, e sono entrato in contatto anche ovviamente con l'assessore alla cultura, che è il mio proprio compaesano, abita a poche centinaia di metri da casa Sì. mia, e tramite lui siamo riusciti a organizzare, andare a presentare il libro ai ragazzi della Lombardini, che è una scuola elementare, adesso si chiama scuola primaria, ai miei tempi era ancora elementare. Sì, certo. E lì abbiamo fatto una giornata di incontro con questi ragazzi, con i quali appunto ho parlato della lingua veneta, del discorso della lettura, della grafia della lingua veneta, e successivamente la scuola con i ragazzi ha organizzato anche una recita tratta in veneto, in lingua veneta, tratta appunto dal mio libro, che mi ha fatto molto piacere. E com'è stata appunto questa esperienza di parlare appunto con i bambini, Beh, spiegare, leggere lavorare il tra libro? virgolette, insomma, interfacciarsi con i bambini è sempre bellissimo, Sì, perché comunque anche vedi sti bambini che loro comunque parlano il veneto, però come dicevo prima, fin da piccoli ci insegnano che è una lingua un po' di serie B il veneto, mentre anche per loro vedere sdoganata sta cosa, insomma, e innalzato il valore della nostra lingua Sì. madre, possiamo chiamarla, perché comunque noi siamo veneti, la nostra lingua madre, è stato molto, molto bello anche per loro, sì, questo qua. Un'esperienza Sì. indimenticabile. Poi gli ho fatto soprattutto. notare alcune incongruenze con la versione Disney del Pinocchio, per esempio, adesso ne dico una su tutti, Sì. nel film e nell'immaginario collettivo nostro, Pinocchio incontra Geppetto dentro una balena, in realtà nel libro si parla di pesce cane. Pesce cane, ecco. La balena è un'invenzione Sì, americana. sì, certo. E per quanto riguarda un giovane che magari vorrebbe intraprendere quello che diciamo ha fatto lei, vorrebbe iniziare a fare lo scrittore nella letteratura veneta, che consiglio gli darebbe? Da dove partire? Allora, intanto io non ho frequentato alcuna scuola, anche se esiste comunque un'accademia della lingua veneta, esiste proprio un'accademia ufficiale della lingua veneta con il quale io, con un rappresentante della quale io ho anche parlato, però io non ci ho mai studiato, diciamo. Sì. Niente, ci vuole molto attaccamento, intanto consapevolezza che la nostra appunto è una lingua e quindi trattarla come tale, darle l'importanza che merita e cercare di rendere graficamente nel miglior modo possibile i fonemi, diciamo, della lingua veneta, come dicevo prima, la L tagliata, la X. Io ho avuto modo anche di leggere dei testi, perché comunque esiste tutta una bibliografia, diciamo, comunque della lingua veneta, anche se molti non lo sanno. Infatti prima, quando dicevo, scusa, faccio una precisazione, prima Prego. quando dicevo che la prima attestazione è l'indovinello veronese, che ho detto dell'800, intendevo proprio l'800, il IX secolo, non il Certo, 1800, quindi sì. sono più di 1200 anni che esiste ufficialmente la lingua veneta. E se pensiamo che la lingua italiana è stata codificata ufficialmente solo nel XV secolo, quindi nel 1400, vediamo che comunque abbiamo anche una tradizione che va molto, molto precedente a quella della lingua italiana stessa, che è stata mutuata, diciamo, direttamente dalla Divina Commedia. Ok. Questo, diciamo, cercare di rendere al meglio, anche leggendo testi di gente che si è già cimentata in questo, proprio i suoni tipici, caratteristici della lingua veneta. Ma nel momento che ha scritto il libro Pinocchio, no? Com'è Sì. nata questa sua collaborazione, che non gliel'ho chiesto, la collaborazione proprio di iniziare a intraprendere, iniziare appunto di scrivere il libro Pinocchio? Sì, io ho avuto la voglia di mettermi a scrivere il Pinocchio appunto per dare anche una connotazione grafica a quella che è una lingua che comunque noi veneti capiamo, ascoltiamo e parliamo fin da piccoli, che però appunto non ci hanno mai insegnato a leggere e scrivere. Io non ho la pretesa che adesso questo testo diventi il testo, diciamo, la grammatica ufficiale della lingua veneta, non l'ho mai preteso. Infatti io all'inizio qua scrivo appunto, Sì. questa è già storia del burattino più famoso del mondo. Ho fatto una precisazione, Prego, che prego. poi non era un burattino ma una marionetta. Ah, Infatti Pinocchio vedi, ok. in realtà è una marionetta, perché i burattini sono quelli che si muovono da dentro con le mani, mentre quelle che muovi coi figli sono le marionette, quindi Certo.
se vogliamo essere precisi, Pinocchio è una marionetta e non un burattino. Sì, esatto. Scritta in lingua veneta come che si parla tra il Do e Vigonovo. Quindi non ho avuto la presunzione, diciamo, di dire che questo è la lingua veneta ufficiale. Questa è come la vedo io, che ho cercato di renderla, diciamo, poi anche precisato, vedi, con gran modestia. Ne ho inventato mise sta Carletto Coeodi. Dopo lasciamo appunto dopo magari per i qualcuno nostri pensa che telespettatori. Pinocchio Sì, esatto. Sì, perché parlando ha detto, no, ma lei ha inventato Pinocchio, è stato lei, però in lingua veneta, però Pinocchio è veneto in questo caso da Marco. In questo caso io mi sono limitato a tradurlo in lingua veneta. Fantastico, grazie Marco. Grazie Dopo appunto andremo a parlare se magari qualche progetto, la lingua veneta. Scusa, prego. Faccio una precisazione. Riguardo le scuole, Sì. prima ancora che con la Lombardini, anche con la scuola di Campagna Luppia, con la scuola media di Campagna Luppia, e ancora molti anni prima, già 4 o 5 anni fa, ero andato a parlare con i ragazzi della scuola media di Campagna Luppia, e anche là ne hanno tratto una recita che sono andato a vedere in autunno, nell'autunno qua scorso, molto, molto carina. Ma se ha anche qualche video lo mettiamo anche Sì. in puntata, Devo chiederlo però, perché essendo minorenni, i ragazzi, è vero, non è così semplice riuscire ad ottenere dei video da pubblicare in sarebbe stato rete. veramente emozionante, bello proprio da ricordare. Sì, Niente, allora magari lo manderà a me così me lo guardo. Grazie Marco, passiamo la parola appunto a Giampaolo dell'Elettronica Beggio. Stavamo parlando appunto della loro qualità, soprattutto di parlare con la clientela, di essere disponibile e soprattutto di aiutare, no? Giampaolo, le chiedo quali sono i vostri progetti futuri? Pensate appunto di espandere il negozio, lanciare nuove iniziative? Ma diciamo che l'espansione in sé non è nei nostri più immediati progetti, se non quella di un rinnovamento del negozio. Noi adesso siamo parte di una grande insegna nazionale che è di un gruppo di acquisto nazionale che è il gruppo Expert. Quindi ovviamente questo ci dà una forza anche di assortimento e di competitività piuttosto importante, insomma. E le offerte di questo periodo quali sono? Che magari vogliamo dirle ai nostri telespettatori? Le offerte sono sempre trasversali in tutti i settori, ogni mese c'è una promozione che abbraccia una quantità appunto notevole di prodotti. Quindi tutti i settori offrono delle opportunità. Bisogna cogliere il balzo, importanti, proprio quella settimana c'è l'offerta e ti aspetta che vada. Esattamente. E diciamo che siamo anche da 2 anni impegnati un po' sull'ambiente, nel senso che facciamo parte di un network che è Second Hand Mobile, che in gergo vuol dire recupero di prodotti elettronici di seconda mano. È un progetto volto ad acquistare appunto che siano telefoni, che siano tutto ciò che riguarda l'elettronica, TV, PC o tablet, insomma, da poter ricondizionare e rimettere sul mercato. Quindi sottraendo tutta la quantità di rifiuti sull'ambiente, salvaguardando appunto l'ambiente e riproponendo dei prodotti funzionanti con la loro garanzia a prezzi anche molto vantaggiosi. Insomma. Interessante infatti come iniziativa. Giampaolo, grazie, purtroppo abbiamo il tempo anche ristretto, ho detto faccio appunto una domanda a Maggie, se organizzate magari serate a tema o eventi sociali per i vostri allievi. Allora, noi creiamo sia eventi, quindi magari nei locali o dentro le palestre, eppure facciamo anche una cosa molto bella che secondo me è proprio la condivisione. Abbiamo creato un nostro format che si chiama Boogie contro Country. Boogie contro Country, quindi è una serata dedicata sia allo stile del boogie e sia al country, ma non solo noi come scuola, è proprio condivisione perché chiamiamo un po' tutte le scuole, quindi sia tutte le scuole del boogie sia tutte le scuole del country, così tutti quanti ballano due stili diversi ma che sono abbastanza simili comunque. Per divertirsi tutti insieme, no? Che è una delle cose più importanti. E stavamo appunto parlando dei corsi, no?
prima, che lei mi ha detto che fate 8 corsi in totale, 8 o 9 corsi, Facciamo no? 8 lezioni, 8 lezioni. Sì, di solito in 2 mesi fai il tuo ciclo di lezioni. Sì. E dopo magari ne facciamo anche di meno se facciamo corsi di jive o anziché qualche stroll, perché comunque nel boogie non c'è soltanto il ballo di coppia, ci sono anche gli stroll, che sono quei balli che appunto si possono ballare in compagnia. Ma prima avete ballato 2 balli differenti tra il boogie Allora, boogie? prima avevamo Massimiliano e Elisa, sono Sì, i nostri corsisti, sì. ok. L'emozione, diciamo che abbiamo Massimiliano che comunque è un intermedio, Ok. Elisa invece ha iniziato da poco però ha grinta, ha voglia Sì, di fare, sì, infatti sì. si è buttata. No, ovviamente noi insegniamo boogie social, cosa Ok. vuol dire? Noi insegniamo i tempi del ballo, insegniamo i passi, ma diamo la possibilità comunque alle persone di non imporsi troppo la tecnica, ma di vivere la musica. Giusto. Perché molte volte uno dice io non ce la faccio perché magari non sento il tempo o per una cosa o per l'altra, allora noi diciamo sempre tu impara il passo finché senti il tempo e il passo, dopo puoi personalizzarlo. Sì, perché ero fuori infatti che stavo là che muovevo i piedini, intanto cercavo. Quindi anche tu, dai. Guarda, volentieri, perché è sempre un'esperienza che vorrei provare, soprattutto io che essendo che faccio la samba, essendo brasiliana, è tutta un'esperienza che mi piacerebbe molto. Puoi venire accoppiata Sì. senza coppia, quindi non Ah, mi insegnate voi, non è un anche perché io problema. sono un po' dura, quindi sarà un po'. Con Però noi finché- tutti ballano con noi, ho visto. Ecco, esatto, ho detto, già quando mi hai detto, ho detto, segui il ritmo della musica, non pensare ai passi perché finché ti pensi a quello che stai facendo, ho detto, ti verrà tutto storto, no? E quindi è importante pensare al ritmo della musica e pensare appunto che sei lì a Infatti, divertirti. quello che dico alle persone che vengono ai miei corsi, portate tutto lo stress del vostro mondo lavorativo, ma quando arrivate in palestra, sorriso e voglia di divertirsi e non pensare. È uno dei momenti più belli e memorabili col discorso appunto di Geswingers, cioè che avete passato, avete vissuto soprattutto. Appunto questo nostro format Boogie contro Country, Sì. perché l'abbiamo inventato un giorno, il primo Boogie contro Country l'abbiamo fatto a Chirignago, Mhm. in una giornata di pioggia, come si dice? Sì. Una bella giornata di Che pioggia. bello. Non c'era tanta gente, però è stato molto bello perché dopo abbiamo visto l'evoluzione di quel piccolo format, come si è ingrandito, quanta Tutti che gente c'era, sorridevano, quante sì. scuole volevano partecipare, è stata una bella soddisfazione. Quindi l'avete fatto sotto la pioggia? Il primo sì, Come un po' come il film Step Up. esattamente, liberi sotto la Bellissimo, pioggia. bravi, bravi. Adesso cosa ci ballate? Adesso, se non erro, un boogie lento. Ok? Un boogie lento, sì. Allora lascio a voi il palco. Ok, grazie. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, such a waste of time. Oh yes, you don't ever have to walk alone. You see, come on, take my hand, baby, won't you walk with me?
to come in the night, but there's no one. Don't you feel like a cry? Cry to me. Don't you feel like crying? Cry to me. Don't you feel like a cracker, 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 crying? Cry to me. Don't you feel like a cracker, 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 cry? Ed ora pubblicità. Rieccoci ritornati nel salotto di Pamela. Dopo la pubblicità, appunto, avete visto il meraviglioso balletto che ci hanno fatto, veramente, questo balletto è stato veramente sensuale, sensualissimo. Facciamo l'ultima domandina ai nostri ospiti, poi purtroppo il programma finisce, ma vi ricordo che noi ci vediamo ogni domenica alle ore 21. Passiamo la parola appunto a Lello Ravagnan della pizzeria Grigoris, se magari ha qualche progetto per il futuro. Progetti per il Una futuro? Beh, domandona. nel frattempo abbiamo aperto 2 bakery, ok, Sì. che per nostra fortuna sono entrate nelle migliori eventi d'Italia, perché abbiamo veramente, i ragazzi sono bravissimi, dei mostri, bravissimi, e proprio lì sta, diciamo, tutto il nostro pensiero di espansione, perché abbiamo il prodotto, stiamo cercando sia a Venezia, però ormai mi sa che ci stiamo un po' arrendendo dopo un anno di ricerca perché non riusciamo a trovare la location giusta. E comunque sicuramente andremo ad ampliare il reparto vendite della bakery con delle rivendite o degli altri punti di produzione. Attualmente siamo a Zellarino, quindi da Grigoris siamo passati a Zellarino in produzione, che produce sia per la pizzeria che per le bakery, e un altro punto vendita in centro a Mestre con il nostro pane. Fantastico, lasciamo anche tutti i contatti per Beh, venirla ci a trovare. trovate su Grigoris The Bakery sia su Instagram che su Facebook, e Grigoris Mestre come pizzeria sia su Instagram che su Facebook. Perfetto, grazie Grazie a voi, Lello. grazie a voi. Passiamo la parola appunto a Marco Boscaro, scrittore. Le chiedo se magari anche lei ha qualche progetto per il futuro per quanto riguarda traduzioni, progetti che coinvolgono appunto la lingua veneta. Sì, diciamo come progetto c'è quello innanzitutto di espandere la conoscenza del Pinocchio, soprattutto come ti dicevo prima con le Sì. scuole. Adesso abbiamo già collaborato con 2 scuole e l'obiettivo è quello di portarla a conoscenza di più ragazzi possibile. Come traduzioni nuove, faccio un piccolo spoiler, Sì, sto prego, lavorando prego. alla traduzione del giornalino di Gian Burrasca, Ah. che è un altro classicone, diciamo, Sì, della letteratura assolutamente. italiana. Sì, volevo approfittare un ultimo minuto per salutare e ringraziare una persona del quale mi onoro di essere amico, che è Danilo Leo Lazzarini, che so che è spesso ospite qui da voi, Sì. che mi ha scritto la prefazione del Pinocchio. Ah, Quindi qua il c'è- nostro Danilo, fantastico. Sì, un gran maestro personaggio, storico. un grandissimo, uno tra i massimi, credo io, conoscitori della storia del popolo veneto. quindi- Assolutamente. Infatti quando magari non sappiamo qualcosa di storia, andate Si da chiama lui. Danilo Leo Lazzarini, esatto. Ecco, perché lui come sa faccio tutto. io del resto. Bravo, infatti tantissime cose ho imparato tramite Danilo, Certo. se non ci fosse lui. Esatto. Grazie Marco, è stato Grazie un a te. piacere averti qui con noi. Passiamo la parola appunto a Giampaolo Beggio, appunto elettronica. Lasciamo appunto i contatti per venirla a trovare. Sì, noi siamo fisicamente in via Frodeletto a Mestre, poi ci trovate su Facebook, su Instagram, su TikTok e sul sito beggio.domex.it, dove potrete consultare tutto il nostro catalogo, tutto il nostro assortimento e procedere da casa anche ordinando qualsiasi prodotto e chiedendo anche la consegna entro le 24 ore. Insomma. Perfetto, grazie Quindi, Giampaolo, grazie grazie a appunto voi, grazie a di voi. questa relazione appunto umana che siete ancora disposti a aiutare appunto la clientela quando ha bisogno. Complimenti. Certo. Grazie. Passiamo appunto alla parola a Maggie della School Dance a Mogliano Veneto, la Gay Swingers. Sì, i Gay Swingers Gay li Swingers. trovate. Gay Swingers li È un po', trovate ok. un po' proprio con l'intercalare. Sì, verdi. esatto, ma anche è piacevole, Gay Swingers. Sì. Avete magari qualche progetto per il futuro con la scuola? Allora, il 16 giugno, sempre in palestra, al Caracol de Caribe, via dello Scautismo 36, Mhm. si apre 8 lezioni di Jive. Ok. Ok.
è diverso dal boogie, è magari molto più semplice e non serve essere in coppia, quindi se avete voglia scriveteci, abbiamo Facebook, Instagram, TikTok, un po' di tutto. Comunque nei social, su Google ci trovi come Gay Swingers. Fantastica, Grazie grazie. a voi. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a voi telespettatori che ci avete guardato per l'intera puntata, spero che appunto vi siete divertiti. Ringrazio appunto Lello Ravagnan della pizzeria Grigoris, mi raccomando andate a trovarlo, anche perché merita veramente tantissimo come posto, come pizzeria soprattutto. Marco Boscaro, scrittore originario appunto di Vigonovo, come vi accennavo prima, noto per il suo impegno nella valorizzazione della lingua veneta, appunto, che ha scritto il suo libro Pinocchio e tanti altri, perché sono sicura che verrà ancora nel mio programma e so che verrà con altri libri nuovi appunto nella lingua veneta. La speranza è quella. Esatto. Ringrazio appunto Giampaolo Beggio dell'Elettronica Mestre, mi raccomando andate a trovare anche Giampaolo perché sono sicura che sarà utile e potrà aiutarvi in qualsiasi evenienza. Ringrazio Maggie a voi, e a tutti i tuoi colleghi, siete stati veramente fantastici della School Dance appunto a Mogliano Veneto. Ricordo Gay Swingers che non solo fanno anche altri balli come il Jave e il Swing. Sì, dopo se uno non vuole qualcosa di boogie anni 50, abbiamo appunto in palestra, abbiamo salsa, bachata, quindi Fantastici. contattate noi e vi portiamo nella giusta strada o nel giusto ballo. Bravissima. Io vi ringrazio e vi mando un abbraccione, un bacio grande, spero che avete passato una bellissima domenica come l'abbiamo passata anche noi. Noi ci vediamo ogni domenica alle ore 21 sul Salotto di Pamela. I'm going up the country, bet don't you wanna go? I'm going up the country, bet don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. All the fussing and fighting, and you know I sure can't stay. But every time you leave the truck, you know you've got to stay. Just like you're ever gonna dance, say, but we might even leave the USA. It's a brand new game that I just want to play. I know you see me running, all screaming and crying, 'cause you've got a whole man, and I've got mine. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take you someplace I've never been before. I'm going where water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. Then jump in the water, stay drunk all the time. I'm gonna leave this city, got to get away. I'll leave this city, got to get away. All this fussing and fighting, and no I shouldn't say. You better pack and leave the truck, you know you've got to stay. It's just exactly where we're going to say, right? We might even leave the USA. It's a brand new game that I just want to play. I know you see me running, all screaming and crying, 'cause you've got a whole man, and I've got mine.